canteremo come loro? In ordine sparso. Questa sera il coro, tutte le 6 canzoni, le canterà in ordine sparso. Qui non abbiamo primi, secondi, baritoni e bassi, ma siamo mischiati. E vi assicuro, è difficilissimo. È veramente difficile cantare così, perché normalmente si è abituati a sentire le voci vicine, no? Invece così o sai cantare, nel senso che poi insomma ti abitui, però è difficile. Però effettivamente ha una sonorità incredibile e comunque, al di là dell'aspetto musicale, volevamo farlo non per quei ragazzi, ma per immaginare di essere poco come loro. E quindi stasera, per la prima volta, per tutto il concerto, canteremo così. Adesso andiamo alla seconda parte, ovvero le 3 canzoni popolari. Queste 3 canzoni saranno legate da un filo immaginario, abbiamo detto, no? Che andrà da est a ovest, valdostana, trentina e friulana. Filo su cui noi, tutti noi del coro, vogliamo far scorrere un infinito, immenso, enorme, non c'è una parola giusta, ringraziamento verso le donne, le sorelle, le morose, le mamme, degli alpini, ma tutte le donne in generale. Questo non è un periodo facilissimo a quello che si sente, no? E le donne sono sempre il primo pensiero per gli alpini e tutte le canzoni alla fine hanno nei loro minimi comuni denominatori le mamme o le sorelle o le morose. E quindi veramente grazie, su tutte queste 3 canzoni ci saranno le donne dentro, e quindi noi vogliamo veramente fare questo immenso ringraziamento alle nostre, ma a tutte le donne. L'applauso è per loro, non è per noi. Grazie. E quindi la prima canta è una canta di origine trentina e ci racconta di questo ragazzo un po' così, un ragazzo che è innamoratissimo e che nonostante i sassi, la pioggia, le spine, spera di poter un sabato sera far l'amore con quella ragazza, come ci racconterà la canzone, il testo di quella canzone. La quale ragazza ovviamente gli è entrata nel cuore in maniera prepotente, la testa malcontenta.